Eder. Mech. Pallister. Evitiamo che la gente si costruisca castelli per aria. Il primo a parlare di Formula 1 in questa vicenda è Fulvio Covalero in un'intervista telefonica con noi, e questo risale al 20 marzo 2022. L'8 gennaio 2022 Sebastiano Visintin rilascia questa intervista a un giornale. Penso che il corpo trovato 3 giorni fa sia quello di Liliana. All'inizio si pensava a un allontanamento volontario. Sa, sono frequenti tra gli adulti. Ma poi, ecco, io non credo affatto al suicidio. Forse Lily è andata in quel luogo a camminare, era in conflitto con se stessa. Voleva stare con me, voleva stare con Sterpin. Era in crisi, evidentemente. Io non ho sospetti. Se parlate con quell'uomo che è entrato nella nostra vita vi dirà che io sono un mostro. Non sapevo della sua esistenza, l'ho scoperta il 14 dicembre e nei giorni successivi guardando i messaggi nel telefono di mia moglie. Lui ha detto che lei andava a trovarlo ogni martedì. Quella mattina, era un martedì. Lei ha lasciato i 2 cellulari a casa, è uscita senza telefoni e senza documenti. La mattina del 14 dicembre facciamo colazione insieme. Lily mi dice che andrà a trovare degli ex colleghi della regione, Liliana era impiegata regionale. Io sono uscito presto per andare a provare una telecamera GoPro, ho fatto 20 km in bicicletta. Sono tornato alle 13:30 e ho visto i telefoni su un tavolo. Ho mangiato qualcosa e sono uscito di nuovo. Rientro alle 16 e niente, mia moglie non è ancora tornata. Mi chiama una nostra vicina di casa preoccupata. Alle 22 vado in questura per segnalare la scomparsa. Poi giorni di attesa snervante. La polizia è venuta qui 2 volte. Intanto trovo sul cellulare una telefonata di Lily a Sterpin, delle 8:22 di quel 14 dicembre. In un messaggio gli scrive che sarebbe arrivata in ritardo da lui. In un messaggio gli scrive che sarebbe arrivata in ritardo da lui. In un messaggio gli scrive che sarebbe arrivata in ritardo da lui. In un messaggio gli scrive che sarebbe arrivata in ritardo da lui. Sebastiano, ti sei incantato, capisco che non si capisce in quale messaggio lo scriva perché questo dovrebbe essere accaduto telefonicamente, ma non ti incantare. Mia moglie cancellava tutti i messaggi e le chiamate. Ma quel messaggio era rimasto. Il 5 gennaio ero in un ristorante con 2 troupe televisive. Arriva un collega fotografo, io ho lavorato come fotoreporter per 15 anni per il Messaggero Veneto. Mi dice: hai saputo che hanno trovato un corpo che potrebbe essere quello di tua moglie. Mi hanno portato sul posto, su al parco San Giovanni. Avevo chiesto che me lo mostrassero quel corpo ma mi hanno detto che non era possibile. Quel posto lo conoscevo, Lily ed io ci andavamo sempre. Soprattutto durante il lockdown, camminate, giri in bicicletta. Passavamo a vedere le rose che stanno a poche decine di metri dal punto dove hanno trovato il corpo. Le piacevano tanto, ma il punto dove c'era il cadavere è nascosto, devi conoscerlo. In realtà il punto dove viene trovato il corpo è sulla strada praticamente, quello occultato è il vero punto dove viene trovato il corpo. Probabilmente Sebastiano già sapeva da allora che il vero punto del ritrovamento era un altro. La testa era avvolta in sacchetti di nylon e il corpo coperto da sacchi neri della spazzatura. Mia moglie non può essersi soffocata da sola. Non si è uccisa. Io in questi giorni ho aspettato, il mio obiettivo è scoprire la verità. Oggi ho offerto il pranzo a una troupe televisiva. Ma sono distrutto, ho il cuore spezzato e sto toccando il fondo. Mi faccio 3 docce calde al giorno. Io sono in pensione, per mantenermi a filo coltelli nero, ho un laboratorio. E faccio fotografie. Tra poco devo andare in teatro a fare delle foto di scena alla compagnia teatrale Attori per Caso, ci tengo molto che si sappia anche questo.
Io seguo il caso già da dicembre 2021, spesso mi arrivano dei messaggi di persone che mi dicono hai saputo questo, hai saputo quello e magari si scordano che sono cose che io ho riportato già nei primissimi mesi. In passato diverse volte vi ho riproposto un'intervista di Sebastiano che, se non erro il giorno della fiaccolata, ricorda che il giorno prima, quindi quando erano alla sauna, in quell'occasione Sebastiano ricorda che il giorno prima erano molto sereni e che alla sauna avevano anche l'iPad. Io allora subito dissi, considerando che esiste un'app che permette all'iPad di utilizzare WhatsApp, che forse tramite questo iPad Sebastiano poteva avere accesso ai messaggi del telefono di Liliana. Perché questo? Perché l'iPad non può installare un suo WhatsApp, però può usufruire del WhatsApp del cellulare. Il WhatsApp dell'iPad funziona solo se il cellulare è acceso. Se vi arriva un messaggio WhatsApp sul cellulare, automaticamente questo messaggio viene scaricato anche sull'iPad, per cui se io sono in un'altra stanza e ho l'iPad in mano, leggerò il messaggio che contestualmente è arrivato alla persona che ha a mano il cellulare in un'altra stanza, sottolineiamolo. È anche importante dire che se il cellulare cancella questo messaggio, il messaggio sparisce anche sull'iPad, ed è probabilmente per questo che Liliana cancellava ogni messaggio, perché sapeva di essere spiata. Quindi questa ipotesi spiegherebbe molte cose, spiegherebbe perché Sebastiano scambia telefonate per messaggi, spiegherebbe perché Sebastiano poteva essere a conoscenza delle comunicazioni di Liliana. Oggi pomeriggio mi scrive Paolo Ferrini e mi dice che, spulciando tra gli atti, legge proprio che gli inquirenti mettono a verbale che effettivamente in uso tra i dispositivi riscontrati dei telefoni di Sebastiano e Liliana c'era l'app WhatsApp, quella che viene installata su computer o periferiche come un iPad. Quindi è ufficiale che le comunicazioni WhatsApp di Liliana finivano anche sull'iPad o sul computer. Adesso iniziamo a ricostruire il giro di Sebastiano con la GoPro. Sebastiano Visintin ricostruiva la propria giornata riferendo che, dopo aver affilato i coltelli all'interno del suo egregio studio laboratorio, aveva effettuato un giro in bicicletta in centro. Indicativamente dalle ore 12 alle ore 13:30 circa. Tale giro era iniziato dal proprio egregio studio laboratorio di via Donadoni, nel quale, lo stesso, custodiva la bicicletta. Il giro, poi, terminava a casa sua in via Verrocchio. Il Visintin, durante la propria escursione, non indicava il tragitto preciso che aveva effettuato durante il proprio giro in bicicletta, ma ci forniva del video che lo stesso affermava di aver registrato il giorno 14 dicembre 2021, durante il predetto giro. Effettuavamo un incrocio tra le celle agganciate dal telefono del Visintin nell'arco temporale del proprio giro in bicicletta. Dati verificati dal tabulato telefonico del numero 87 77 77 intestato ed in uso all'uomo, e quanto accertato dalla visione del video acquisiti in sede di informazioni testimoniali. Così ricostruendo gran parte del tragitto effettuato dall'uomo. Video GH010449, video iniziato a registrare alle ore 12:16 minuti e 24 secondi del 14 dicembre 2021, della durata di 1 minuto e 28 secondi, in cui viene ripreso il seguente percorso. Piazza Perugino, via delle Sette Fontane, largo Sidney Sonnino, viale D'Annunzio. Conoscendo l'orario di inizio registrazione del video e la durata dello stesso, si calcolava l'orario di fine registrazione, ossia 12:17 minuti e 51 secondi. L'ultima cella agganciata dal telefono del Visintin, prima dell'orario di inizio registrazione del video, è quella di via Matteotti 30 delle ore 12:10 minuti e 48 secondi del 14 dicembre 2021. Compatibile con la posizione del suo studio. Video GH010450, video iniziato a registrare alle ore 12:19 minuti e 08 secondi del 14 dicembre 2021, della durata di 2 minuti e 35 secondi, in cui viene ripreso il seguente percorso. Viale D'Annunzio, piazza Garibaldi, via Oriani, largo Barriera Vecchia, via Carducci, Ponte della Fabra, piazza Goldoni. Conoscendo l'orario di inizio registrazione del video e la durata dello stesso, si calcolava l'orario di fine registrazione, ossia 12, 21 e 43. L'ultima cella agganciata dal telefono del Visintin, prima dell'orario di inizio registrazione del video, è quella di via Matteotti 30 delle ore 12:10 minuti e 48 secondi del 14 dicembre 2021. Compatibile con la posizione del suo studio. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.